Stiamo entrando nel vivo dell'autunno e per catturare i migliori colori di stagione abbiamo scelto la Val di Zoldo. Ci troviamo nelle Dolomiti Bellunesi e il nostro punto di partenza è da Pala Favera, subito dopo Pecol, poco prima del passo di Staulanza, quota 1507 metri. Imbocchiamo quindi subito le indicazioni per il rifugio Coldai. Caldo, freddo. Ma sei già ferma? Caldo, freddo, caldo, freddo. Insomma, ti è mai contenta? Il percorso che vi presentiamo oggi si sviluppa nel cuore della Val Zoldana e si pone come obiettivo principale il lago del Coldai, passando dapprima per Malga Pioda e successivamente per il rifugio Sonino al Coldai, sotto le maestose pareti della civetta. In questa prima parte si percorre una comoda strada sterrata che costeggia quelle che a breve diverranno le piste da sci. Infatti bisogna considerare che questa è una delle principali porte d'accesso allo Ski Civetta, uno dei comprensori sciistici più grandi del Veneto. In circa un'ora di cammino dal nostro punto di partenza raggiungiamo la conca di Pioda e la malga omonima a quota 1816 metri. Da lì ora imbocchiamo il segnavia 556 in direzione al rifugio Coldai su una mulattiera, solamente che ora è più disconnessa della precedente. La Val Zoldana è raccolta fra due delle architetture dolomitiche più maestose: il Pelmo che ci lasciamo alle nostre spalle e la civetta che ci troviamo di fronte, e i colori autunnali ne sono lo sfondo perfetto. E mentre ci alziamo di quota, orizzonti di montagna spaziano dal Lagazzuoi, il Cernera, subito dietro il gruppo delle Tofane, il Mondeval, Ponta alla Stode Formin, Cima Ambrizzola,
Forcella Ambrizzola, il Becco di Mezzodì, il Sorapis, l'Antelao, il Monte Pelmo, il Monte Penna, tutta la Val di Zoldo e più in fondo anche la Val Pramper. Che siamo quasi al rifugio. Ultimo tratto di sentiero prima di raggiungere il rifugio, leggermente più impegnativa e un po' più ripida. Su fondo ghiacciato, in parte innevato. I ramponcini consigliati, se non quasi indispensabili. Aggiungo anche che voglio fare una considerazione. Abbiamo trovato una famiglia che aveva un bimbo in braccio. Salire su questi sentieri, seppure siano durante il periodo estivi adatti anche a famiglie, con le condizioni invernali, il sentiero ghiacciato cambia il livello, quindi una cosa che mi raccomando è sempre la prudenza e la massima attenzione. Dopo ognuno è libero di fare ciò come meglio crede, però raggiungiamo il rifugio Sonnino al Coldai a 2132 metri, sotto la parete settentrionale della maestosa civetta. Ora ci dirigiamo verso Forcella del Coldai. In 2 ore di cammino dal nostro punto di partenza raggiungiamo Forcella Coldai e il lago omonimo a quota 2191 metri. Nella fase di salita al rifugio Coldai abbiamo avuto il piacere di incontrare Stefano di Into Dolomites, che ha sia il blog che il canale YouTube, persona splendida che abbiamo salutato e che immagino già la conoscete. Se non, vi invito a seguirla sul suo blog e anche appunto sul suo canale. Ciao Stefano, stammi bene?
e questo posto è reso maggiormente suggestivo dal ghiaccio che si sta letteralmente sciogliendo, rompendo con l'uscita del sole. Emette dei suoni talmente particolari che in questo anfiteatro risuonano. E dal lago vale la pena salire fino al Belvedere, con una vista panoramica veramente spettacolare sulla Marmolada e anche il gruppo del Sella. Ci lasciamo quindi Forcella Coldai alle spalle e facciamo rientro al nostro punto di partenza, ripassando quindi ancora per il rifugio Coldai. È un'escursione quindi che va da punto a punto. Durante la fase di rientro prendiamo alcune scorciatoie e tagliamo dritto per dritto la strada sterrata che questa mattina abbiamo intrapreso nella fase di salita. Come vedute sul Carigon del Padre Eterno, il Monte Pelmo e sul sasso di Bosco Nero. Arriviamo quindi alle considerazioni finali. Stiamo per concludere questo bellissimo percorso in circa 11 km e mezzo, 4 ore di cammino e 700 metri di dislivello positivo. Il tratto di maggiore impegno è sicuramente quello dopo Malgapioda, l'ultimo strappino fino al rifugio qua al Coldai, che essendo in ombra oggi risultava particolarmente ghiacciato, quindi l'uso dei ramponcini è stato utile, se non quasi indispensabile. Noi vi ringraziamo per averci accompagnati in questa nostra escursione autunnale e di essere arrivati fino a questo punto del video. Che se vi è piaciuto vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao, un saluto!